La svolta è arrivata. Il rappresentante della cordata di imprenditori iraniani ha chiamato in Italia per comunicare di aver sciolto la riserva e di aver deciso di rilevare l'Acragas, una decisione che arriva alla vigilia di alcune scadenze fiscali e finanziarie importanti che non solo dovrebbe scongiurare il fallimento, ma dovrebbe anche permettere di allestire una squadra in grado di ben figurare in Serie D e magari tentare un pronto ritorno in Serie C. La strada del ripescaggio è infatti difficilmente percorribile non solo per la vicenda Starita, il difensore allora dell'Acragas coinvolto in un'inchiesta sul calcio scommesse, ma anche perché in Serie C bisognerà far spazio per le seconde squadre delle grandi di Serie A. La trattativa si è sbloccata, ma per dire che l'Acragas degli iraniani serve ancora tempo e pazienza. Gli imprenditori dovrebbero approdare in Italia entro la fine del mese, anche lì servirà ancora tempo. Carimus è colui che vorrebbe acquistare il club per intero. Così Silvia Alessi e Marcello Giavarini sono pronti a uscire di scena. L'Acragas potrebbe cambiare volto, nulla è ancora deciso, ma un passo in avanti è stato fatto.